Buongiorno a tutti ragazzi, incominciamo diciamo nel migliore dei modi, tanto per dire. In effetti stanotte ci sono state due scosse di terremoto molto avvertito sia a Roma e sia in Umbria. Quindi partiamo da quella di Roma che è stata registrata alle ore 21:35 di ieri sera. Il sisma era di magnitudo 2 e ha avuto epicentro a Colonna, nella città metropolitana di Roma. Quindi diciamo che tanta la paura è stata in questa serata d'agosto. Questa diciamo scossa di terremoto, anche se non ha provocato nessun danno a cose o persone, è stato molto sentito dalla popolazione perché la profondità era di soli 9 km, quindi come sempre era molto superficiale, anche se purtroppo voglio dire è stata sentita in una zona che è molto popolata, quindi sono stati tanti modi di... non si registrano danni a persone o a pure cose, quindi non ci sono stati danni da nessuna parte, solo questa paura diciamo nella serata di ieri, questo è in effetti. Poi l'altro terremoto è avvenuto alle ore, anzi alle ore, stamattina alle 3:43 ad Acquasparta, questa è Umbria invece, a Terni. Anche qui la magnitudo è stata più alta, è stata di 3 e la profondità di 8 km, quindi anche questa scossa è stata molto sentita, è leggera però siccome diciamo, la profondità è bassa è stata molto sentita, però di solito queste scosse vengono avvertite però non causano danni. Quindi questo è il problema e la paura, perché la gente sente muovere la terra per terra, oscillare che ne so, il lampadario, queste cose qua, scappa e incominciano a chiamare vigili del fuoco e altro, diciamo. Quindi sono state due scosse, tutte e due di poco di magnitudo, però la profondità a tutte e due era uno di 8, uno di 9, quindi una di magnitudo 2, quest'altra di 3. Sì, sì, Enrico, sì, sì. Purtroppo ci sono, quindi non è che si possono, diciamo, il problema è che, ripeto, la profondità è sempre poco, quindi 7-8 km, pure un magnitudo di 2-3 viene sentita dalla popolazione. Immagina che stai in strada a bere, che ne so, un cocktail, un terremoto di magnitudo 3 con profondità di 8 ti fa muovere il bicchiere da sopra il bar e quindi la gente si spaventa e incomincia a chiamare vigili del fuoco, vigili, carabinieri, comunque incominciano a chiamare diciamo un po' tutti per vedere che sta succedendo in effetti. Poi dipende sempre dalla durata della scossa, se 10 secondi, 20 secondi, poi dipende sempre pure da questo. Fatto sta che a Roma era 21:35, quindi immaginiamo che stava molta gente in strada e quindi giustamente si sono messi paura. Già questa qui alle 3:43 ad Acquasparta a Terni, nel cuore della notte, è capace che chi stava sveglio l'ha sentita, ma chi no, chi stava dormendo invece non l'ha proprio percepita, quindi è anche questa la situazione, ragazzi. Vabbè ragazzi, io vi auguro una buona giornata e come sempre quando ci sono aggiornamenti, terremoti, eruzioni, io come ho la notizia che cerco sempre di prendere subito, la do sempre in diretta, faccio subito una diretta. Queste sono le due scosse perlomeno nelle ultime 10 ore, quindi una in Umbria e un'altra a Roma. Quindi queste sono le scosse diciamo che hanno avuto un significato un po' più particolare perché poi ce ne stanno un sacco ancora di 1, di 1,2, però queste qua non le contiamo proprio. Io calcolo solo quelle che le persone sentono, diciamo, perché se no dovrei dire oggi stanotte ci sono stati 20 scosse da 0,8, 0,9, sarebbe un casino per fare l'elenco. Però se qualcuno ha lo sfizio va sull'INCV e lo va a vedere, però
è inutile guardare scosse 10 scosse, diciamo 0,8, 0,9, a meno che, ragazzi, io sempre questo noto, se vedo che a Napoli fanno 40 scosse lo stesso posto di magnitudo da 1, 1,5 e 2, allora posso fare il video e dire: ragazzi, la Terra sta tremando a Napoli perché sono più di 10 ore che la Terra è in movimento. Allora così, e giustamente tu puoi dare una notizia così, però come diciamo negli altri giorni, una scossa qua, una scossa là di 0,8, una di 0,9, non ha senso fare allarmismo, no, allarmismo in effetti, dare queste notizie che poi non servono a nulla in effetti. Queste due qua le ho fatte perché sono state sentite dalla popolazione sia a Terni che a Roma, perciò le ho fatte, se no non l'avrei mai fatto, diciamo, una diretta o un video così. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, sempre qualche notizia esce sempre a finale, io cerco sempre quelle là più, diciamo, particolari a finale, non è che vado a cercare chissà che, però notizie che interessano un po' a tutti, diciamo, dal meteo, terremoti, eruzioni, e se ci sta qualche bella notizia perché no. Però purtroppo, ragazzi, sapete il mio genere di come la penso, che le belle notizie stanno nelle favole, quindi come si dice, alla Befana io non ci credo, quindi, oppure a Babbo Natale non credo che esista, quindi così non credo che esistano le belle notizie. E quando ci sono le belle notizie, ragazzi, ricordatevi che viene sempre da una brutta notizia, tipo come io sempre faccio i paragoni: terremoto a Roma, si salvano 100 persone però ne muoiono 5. Secondo voi è bella o brutta la notizia? Allora, se lo vedi dal lato che si sono salvate le persone, è bella. Però guardalo dal lato dei familiari che sono morte le persone. È brutta, no? Quindi in effetti non esistono le belle notizie, perché quando arriva la bella notizia è perché ci sta dietro una brutta. Quindi potremmo parlare all'infinito, ragazzi. Vabbè, io me ne scappo, se no vi faccio la testa tanto. Quindi ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.